Sì, proprio è molto esplicativo anche il titolo della serata, no? Abbiamo detto la sfida continua, quali sono i risultati e quali sono gli obiettivi per il futuro. Per cui da qua si capisce che non possiamo essere ancora soddisfatti o comunque ritenere che il problema sia superato. Abbiamo fatto in questi 3 anni notevoli esperienze perché siamo ripartiti totalmente da zero, rimettendo in discussione tutto ciò che pensavamo di sapere, e questo forse è stato il grande punto di partenza, il grande punto di forza per avere poi i risultati che stasera riporteremo. Siamo certi comunque che dobbiamo lavorare per i prossimi 2 o 3 anni, dobbiamo arrivare a un punto tale in cui ci sia una convivenza tra la malattia deve arrivare ad un minimo fisiologico compatibile con la remuneratività dei nostri vigneti. Quindi questo è il nostro obiettivo di cui questa sera parleremo. Ma soprattutto io credo che questa sera deve anche emergere che i risultati che abbiamo ottenuti sono frutto di un'attività di denominazione, di un'attività che tutti i viticoltori hanno sentito loro e si sono fatti protagonisti, e poi anche ancora sarà un motivo di riflessione su questa mia affermazione, e quindi credo proprio che aver sentito che soltanto se la comunità intera si cercava di collaborare, cercava di mettersi assieme, avremmo raggiunto un obiettivo. Quindi siamo già avanti, ancora l'ultimo chilometro, come si suol dire, per raggiungere gli obiettivi definitivi.